invece vi parlo della proposta di piano sanitario regionale, che è una bozza fatta nel 28 aprile del 2011, che va a modificare un'altra che era fatta nel dicembre 2010. E per Verona è nettamente peggiorativa, perché viene inserita un capoverso che riguarda la rete oncologica, nella quale Verona eccelle, è al primo posto nel Veneto per oncologia ed è fra i primi in Italia. Dopo dipende dal tipo di tumore, comunque in alcuni casi vi sono anche, faccio vedere perché c'è un sito che si chiama Sportello Cancro, che è un pubblicato dal Corriere della Sera, nel quale vengono riportati tutti i dati degli ospedali italiani. Su questo sito, per esempio Verona, è spesso ai primissimi posti e ha spesso una stelletta. La stelletta vuol dire eccellenza, che hanno pochissimi ospedali in Italia, 3, 4, 5, a seconda del tipo di tumore. Quindi per esempio sul pancreas, sul fegato, Verona è al top, sulla mammella è al top, anche sopra la stelletta dell'eccellenza e così via. Voi vi trovate nei foglietti che vi ha dato Enzo, vi trovate, vi ho riportato alcuni dati sui ricoveri ordinari e sugli interventi chirurgici per singolo tumore, non per tutti perché sennò era più definita. E vedete il confronto con lo IOF, che è l'Istituto Oncologico Veneto, cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel piano sanitario si fa riferimento alla rete oncologica solo allo IOF di Padova, l'Istituto Oncologico Veneto, che quindi assumerebbe l'esclusiva delle strategie in materia per i prossimi anni. Questo significa scelte che si basano tutto sullo hub dello IOP, È scritto lì? IOP, l'Istituto Oncologico Veneto. È scritto nella pagina 6. No, te l'ho tradotto, l'Istituto Oncologico Veneto. Vuol dire che l'Istituto Oncologico Veneto di Padova avrebbe tutte le funzioni in materia di strategie dei tumori per i prossimi anni. Vuol dire finanziamenti che arrivano là e non arrivano qua. Vuol dire che le scelte le fanno loro, le facciamo più noi. Vuol dire che Verona, che è al top, viene declassata. Mi pare chiaro. E Verona invece è quella che sia nel Veneto, che nel Veneto è in assoluto al numero 1 per interventi chirurgici, per qualità, per sperimentazioni, per tutto, e quindi verrebbe declassata. Non solo, ma non viene neanche citata nella fotocopia che abbiava fatto Enzo di pagina 60 del retro, non viene neanche citata come possibile collegamento a questo istituto dell'Europa. Quindi è un declassamento grave e molto preoccupante, al quale occorre aggiungere sempre nella proposta di piano sociosanitario il declassamento dell'azienda integrata ospedaliera veronese, perché mentre nel piano del dicembre 2010 questo erano previsti 3 livelli di reti ospedaliere e al primo livello c'erano le 2 aziende, quella di Padova e quella di Verona, nella proposta dell'aprile del 2011 invece vengono cancellati i livelli primari delle 2 aziende universitarie ospedaliere, che vengono parificati agli altri ospedali provinciali. Quindi vuol dire che c'è stata una battaglia interna della maggioranza, perché qui si parla di maggioranza evidentemente, e non hanno accettato che Verona e Padova fossero al numero 1 come invece meriterebbero per ovvi e evidenti risultati, e vengono dequalificati a ospedali provinciali di fatto, cioè sono alla pari di Treviso, dell'ospedale di Treviso, di quello di Vicenza e quello di Mestre. Quindi c'è un declassamento complessivo della sanità veronese, soprattutto nelle parti di eccellenza, nella proposta del piano sociosanitario regionale, e questo avviene. Noi per il momento ci fermiamo qui perché domani c'è l'aspetto oncologico, quindi abbiamo voluto concentrarci su questo aspetto. Ovviamente prossimamente vedremo anche di valutare altri importanti aspetti. Vi abbiamo messo alcuni dati di confronto fra ciò che fanno i reparti dell'ospedale di Borgo Trento,
carattere oncologico, e ciò che fa lo IOP IRX, Istituto Oncologico Veneto. Vedete che per esempio sul sistema nervoso Verona fa 1113 ricoveri, lo IOP fa 68. Verona fa 530 operazioni chirurgiche, IOP ne fa 0. Sull'apparato respiratorio Verona fa 309 interventi all'anno, lo IOP ne fa 2. Insomma, se il confronto avete capito che il confronto non c'è confronto, insomma. Quindi vuol dire che la regione punta tutto su un rafforzamento dell'istituto oncologico Veneto di Padova a scapito di quello. Questa è la sostanza. La domanda è: come mai? Io mi sono posto questa domanda. Come mai Coletto, che è assessore alla sanità e che spero abbia letto, sarebbe già qualcosa se l'avesse letto, comunque sia che l'abbia letto, sia che non l'abbia letto, sia che sia consapevole, sia che non lo sia, è un gravissimo e imperdonabile errore. Perché a meno che non ci sia uno scambio sotto, quale potrebbe essere lo scambio? Io ho ipotizzato la libertà assoluta di gestione del potere nella provincia di Verona. In cambio del fatto che declassiamo l'ospedale, l'azienda ospedaliera di Verona a pari di quella di Treviso, dove c'è Zaia, dequalifichiamo le nostre eccellenze come quella del cancro, eccetera. Cosa danno in cambio a Coletto? Che è assessore sanitario, dovrebbe essere quello che dirige l'operazione probabilmente pieni poteri sulla Roma, chiusura, non chiusura degli ospedali, eccetera, eccetera. E solo quello, a meno che addirittura non sappia proprio niente, e sarebbe proprio quello che fa. E tu dovevi parlare? Ma io volevo aggiungere, il tema è molto delicato e questo si lega appunto a domani, che è la giornata mondiale del malato oncologico. Non vogliamo fare assolutamente gli autori. I numeri che Franco citava sono questi grazie al fatto che Verona è un'eccellenza in Italia, vero? Non che questi malati siano tutti di questa provincia, cioè in tutta Italia si riconosce a Verona questo punto di riferimento eccellente. Sono 2 o 3 le patologie sulle quali Verona spicca grande: rene, seno e pancreas, polmoni, seno e pancreas. Eccelle, e pur tuttavia, nonostante i numeri abbastanza chiari, si scopre che Verona viene umiliata e declassata. Poi c'è un altro aspetto che incide, diciamo, anche la Fredoria. Appare strano, ma le liste d'attesa non ci sono soltanto per le visite specialistiche, ci sono anche per le cure salvavita da radioterapia. Noi scopriamo che a Borgo Trento vi sono liste d'attesa abbastanza lunghe, una media di 2 mesi circa, per alcune patologie, per alcuni casi addirittura di 3-4 mesi. Ovvio che questo non voglio dire che provoca danni, ma capite bene i riflessi negativi sulla dimensione umana, sulla dimensione psicologica, sui costi sociali, perché il paziente oncologico prima ritorna in forze e prima può essere utile alla società, nel mondo del lavoro, nella famiglia. Una distanza così ampia dal recupero provoca anche danni sociali. Quindi mi pare di capire tra quello che si diceva, cioè la riduzione dell'interesse nei confronti di Verona, e quest'altro aspetto molto delicato, che vi è su Verona una sostanziale sottovalutazione di eccellenze che a Verona abbiamo in un settore delicato come quello di oncologia. Ovvio che la richiesta del Partito Democratico, non solo, come ha detto Franco, nei prossimi tornate citeremo altri casi che sono emersi nel piano sociosanitario, finora si parla solo di cardiochirurgia, ricordate, una roba simile adotta la Verona. Mi pare che non ci sia, a supporto di questa decisione, non sia nessun dato oggettivo per poter far sì che appunto vi sia un interesse da una parte e dall'altra. Franco prima diceva, ce l'avete dietro, l'ho visto a pagina 60, che cosa significa la centralità? Significa questo, significa ricerca, formazione, specializzazione. Questo è. Dietro c'è pagina 60 del piano, dove c'è scritto che hub, le parole lì sono scritte qui, che cosa significa? Assume la funzione di fulcro dello sviluppo